in via Manno sabato pomeriggio alle 5 per 5 minuti. Come fermare il 5? È semplice. Indossa un cappotto lungo fino ai piedi e piazzati al centro della strozzatura della via, sopra il convitto nazionale. Tieniti pronto con la cintura dei pantaloni slacciata. Appena vedi il pullman stracarico arrancare sulla salita, accovacciati dandogli le spalle. In modo culto abbassati i pantaloni. Quando l'autista suona il clacson, solleva il cappotto e mostra il culo nudo. Il resto va da sé. Tonino Camboni l'ha fatto. Alle 5:03 minuti ha visto l'autobus salire asmatico fra la folla fitta che si apriva lenta. Si è accovacciato e senza che nessuno degli amici mescolati alla calca riuscisse a vederlo, si è abbassati i pantaloni fino alle caviglie. Quando il 5 gli è arrivato alle spalle, proprio in cima alla salita, Tonino era solo al centro della via. L'autista ha suonato il clacson con furia. Tonino ha sollevato il cappotto mostrando il culo bianco come latte e sodo come pagnotte, attirando l'attenzione dei passanti che hanno cominciato a parlottare. Cosa è successo? C'è uno accovacciato a culo in campo come se dovesse cagare. In via Manno, a quest'ora, sarà matto. Chi telefona per l'ambulanza? Ah, e questi giovani, sarà un eretico. Un cosa? Un anarchico di quelli che mettono le bombe. E cosa ci fa culo in campo in via Manno? Caga proiettili. Perché qualcuno non chiama un vigile? E certi giovinastri hanno cominciato a urlare: bravo, ce l'hai quasi fatta, sei su mellusu, in moide piscaga, iaio, caga, caga, caga. Un coro da curva sud, una vecchina si è allontanata facendosi il segno di croce e urlando con voce potente di contralto, allenata da molti miserere cantati alla messa delle 11. Il demonio ha traviato le coscienze dei giovani. Ai miei tempi mai nessuno si sarebbe abbassata tanto, neppure uno di Pirri. La morale è a pezzi. Cosa è successo al mondo? La colpa è di quel molente. Che razza di sindaco! Ma stasera gli scrivo una lettera e una all'Unione Sarda. L'autista dell'autobus, fidandone il freno a mano, è sceso in strada e ha apostrofato Camboni. Te ne vuoi andare, palosso? Mi scappa da cagare, ha risposto Camboni tenendo il viso basso fra le ginocchia. E proprio qui ti devi fermare, non puoi cercare un bar. Mi scappa! L'autista si è piazzato a gambe larghe in mezzo alla strada come uno sceriffo. Attorno a lui e a Camboni si è creato un cerchio vuoto di folla, diametro 2 metri. I giovinastri hanno taciuto. L'autista ha interrogato: ti è scappata d'improvviso? Non è che potevi cagare a casa tua prima di uscire con quel cappotto da becchino, no? Mi scappa! L'abbiamo capito che ti scappa, te lo posso dire in confidenza. Sei una bestia. L'affermazione fatta dall'autista con voce tonante, anche se gracchia, è stata accolta con l'applauso delle centinaia di astanti. Mi scappa! Ti scappa da un'ora, ti scappa, ma non scappa nulla. Perché non te ne vai alla forca e ci lasci passare? Ma tu hai mai provato a cagare in mezzo a una strada col pullman alle spalle e un autista che ti fa domande tonte? È salito fino al cielo il coro dei tifosi. Caga, caga, caga! Copriva le voci delle madame scandalizzate, le urla giocose dei molti che, avvisati dal trambusto, scendevano di corsa dal bastione per non perdersi lo spettacolo. L'autista ha preferito lasciar perdere. È risalito sull'autobus, c'era una vecchina seduta in attesa. Tutti gli altri passeggeri scesi in strada ad accrescere la calca attorno al cerchio magico che al centro aveva Tonino Camboni a culo in campo. La vecchina ha chiesto: che succede lì fuori? C'è uno che deve cagare in mezzo alla strada. Speriamo che cala in fretta allora. Non calare, cagare. È la stessa cosa, perché faccio in fretta? In strada il coro dei tifosi ha ottenuto il miracolo invocato e la leggenda è nata. Sarà cantata nei secoli dei secoli finché ci sarà la città e forse anche dopo. In un delirio di folla entusiasta o scandalizzata, il 18 dicembre 1974 in via Manno, non ancora vietata agli autobus, Tonino Camboni ha fermato il 5 per 5 minuti cagando in mezzo alla strada, fra gente che rideva, urlava e piangeva come una partita di calcio.